La boxe è la vita, è tutto quanto, è la nobile arte. Ci sarà un motivo se la chiamano nobile arte. Sofferenza, sudore, farti un culo così, però Luca Sirche è un personaggio nato il 25 dicembre del 1985 a Cormons, provincia di Gorizia. Diciamo un ragazzino vivace forse perché ha visto suo padre morire a quasi 5 anni e da quella volta ha avuto grossi shock. Luca Sirche ha tentato il suicidio 2 volte, si è messo la corda al collo e grazie a Dio si è spezzata. Grazie a Dio. Mi sentivo incompreso. Mi mancava fondamentalmente la forma di mio padre, e mentre vedevo tutti gli altri che avevano col papà, a me mancava, perché non c'era. È l'unico rimedio, non perché ero vigliacco, ma ero stufo, incompreso. Tanti bambini avevano il papà, io no. Dopo Luca Sirche è cresciuto così, finché mi sono dato una calmata, tra virgolette, e mi sono iscritto al pugilato. Non posso dirti che andavo bene a pugilato, mi piaceva. Forse potevo fare qualcosa in più se non avessi incontrato persone sbagliate. Sai, o cammini dritto o vai solo verso una grande discesa. A 17 anni ho provato il carcere perché ho fatto una grandissima cazzata. Ho fatto una rapina aggravata che giustamente mi è andata male perché non si fanno queste cose, no? Quello che era con me gli hanno sparato dietro, me mi hanno sparato sopra la testa. Ho fatto 1 mese di carcere, 2 anni e 3 mesi di collegio. Quando sono tornato la gente chiaramente mi evitava, ma è giusto. Chi vedeva mia mamma l'evitava, e mia madre mi ha sempre insegnato l'educazione, in primis, e quelle persone lì neanche non le calcolo. Perché chi ha sbagliato sono io, non lei. Io ho pagato a mie spese tutto ciò e ho detto basta, devo cercare i binari nuovi. Volevo qualcosa, oltre al pugilato, volevo qualcosa che mi desse ancora più stimoli. Oltre ai lavori pesanti che faccio, volevo qualcosa. Un mio amico mi aveva detto che c'era un certo Massimo Coloso di Cormons che voleva fare un cortometraggio horror. Io lo conoscevo di vista, l'ho beccato in stazione, abbiamo parlato, abbiamo fatto un film. Lui mi convinse in qualche modo a girare un lungometraggio, cosa che non era in previsione, tant'è che la prima volta che me lo dissi dice: Luca, tu non sai di cosa stai parlando, scusami, un lungometraggio, ma sì, stiamo scherzando, cioè non abbiamo i mezzi, non abbiamo i soldi, no, facciamo un lungometraggio perché vedrai che ce la facciamo. Insomma, alla fine mi convinse e in qualche modo mi ha convinto a fare qualcosa che è restata negli annali, almeno per quelle che sono le notizie qui in zona, insomma. Non so, piccolo abbiamo portato il film a teatro, è andata bene e dopo mi ha consigliato, perché a parte tutto che è cresciuta e si era forzata una grande amicizia fra me e lui, mi ha detto: perché non fai teatro? E io mi sono messo a fare teatro. La prima volta che sono andato a fare teatro sudavo dalla testa al culo, veramente. Io che avrei spaccato il mondo, ma che cazzo, gli errori si pagano salati, no? Però continuerò a fare teatro, a fare cinema, quello sì. Diciamo che è una mia rivincita questa, è già stata una mia rivincita, tra virgolette, aver portato un film al teatro cormonese. Una ragazza mi ha detto una volta: cosa vorresti fare da grande? Beh, l'attore. Ah, ma sei proprio un bambino. Un bambino perché? Perché cosa pensi di fare? Forse non farò niente, però una cosa posso dire, che è vera, è molto vera: non bisogna mai spezzare i sogni a nessuno, mai. Chi cerca di spezzarli, la porta è là.